Cari amici ascoltatori, eccoci qui con una nuova trasmissione che parla di cucina e con me ho il maestro che conosco da tanti anni, Armando. Ciao Bruno. Ciao Armando. Come stai? Bene? Bene, e tu Bene. vedo anche molto bene. Grazie. Ma non può che essere così il personaggio straordinario che è in te, che inventa la cucina a tutti i momenti, sia la vecchia che la nuova, la reinventa. Grazie. Allora, oggi cosa presentiamo come ricetta? Il titolo sarebbe I fiori che si mangiano. Sì. La ricetta di oggi, antipasto di involtini. Esatto. A te la parola. Perché i fiori che si mangiano, miei cari ascoltatori e ascoltatrici? Perché oggi siamo vicino a Natale ed questo fiore che si mangia dà il massimo, comincia a dare il massimo del suo sapore. Più freddo viene, più buono è, diventa più stimolante, è come, non so, una gioia nei palati e nelle papille gustative. Quindi io vi do una ricetta semplicissima, cercherò di darvi sempre possibilmente ricette molto semplici, ricette quindi che sono reperibili gli ingredienti, ricette che anche una che non ha passione in cucina può praticarla in un modo molto bene. Quindi questi involtini sono fatti con radicchio, si prende 4 cespi di radicchio di Treviso, si pulisce la radice, si taglia nel senso della lunghezza in 4 parti. Si lava per bene, se lo asciuga e poi dopo averlo lavato e asciugato lo condite con un pochino di sale e pepe, avvolgete queste fettine di prosciutto crudo, no? Che sia naturalmente sì, un prosciutto di alta qualità, di alta perché qualità, il radicchio sì, di Treviso certo. rosso è di alta qualità. Quindi che abbia una stagionatura di 18 mesi. E quindi questi involtini di radicchio rosso di Treviso, diciamo arricchiti nel melograno, si procede avvolgendo ogni cespo di radicchio con le fettine di prosciutto, se le adagia su un piatto di portata. Una volta preparate tutte a volte così, si prende il melograno, un melograno, se lo taglia a metà e con un cucchiaio si batte un po' sul melograno e ne esce tutti i chicchi di melograno. Ovviamente questi chicchi li cospargete sopra a questi fiori che si mangiano e anche potete cospargere anche un po' di questo sugo di melograno che è molto buono. Ovviamente prima di portare in tavola una goccia di olio extravergine di oliva per condire leggermente questo antipasto e servirete, mie care signore, questo antipasto facilissimo da preparare e anche molto piacevole, che sentite questa sensazione di dolce, agrigno e salato, piacevole. Quindi, caro Bruno, ecco, io tu penso capisci? che le signore davanti ai fornelli, quelle che ci stanno vedendo, siano là vicino ai Sì. fornelli, puoi dare velocemente gli ingredienti per 4 persone. Ecco, per 4 persone, semplicissimo, 4 cespi di radicchio, ovviamente, come ripeto, tagliato nella stessa lunghezza, ricavate 4 radici ricavate gli spicchi ogni radicchio e quindi gli ingredienti è un melograno, un cucchiaio o 2 di olio extravergine di oliva ed diciamo 8-10 fette di prosciutto crudo, tagliate sottili. Sì. Tagliato sottile, Sì. Come avete sentito, è una ricetta molto semplice, sì, però di facile esecuzione. Io che ho avuto modo di assaggiare quello che hai fatto te è qualcosa di straordinario. No, veramente. E vi posso garantire che d'ora in poi il nostro amico Armando vi darà delle ricette veramente straordinarie. Ricordatevi poi che Armando ha scritto dei libri, è uno scrittore oltre che ad essere un grande chef, un maestro di cucina. Sì. E ha scritto dei libri che potete trovare nelle librerie del Coneglianese. Sì. Comunque vi faremo sapere qualcosa di più, perché per esempio questo libro che non è l'ultimo, ce ne sarà poi un altro che vi presenteremo, ha circa 600 ricette. Esatto. E con questo noi salutiamo i nostri ascoltatori, li ringraziamo per aver seguito questa prima trasmissione e vi ricordiamo che domani saremo presenti con un'altra ricetta di Armando. Ciao Armando. Ciao grazie. Bruno, grazie a voi, buon appetito.